tutti, ciao ragazzi, ben trovati, ben ritrovati nel teatro della Scuola San Giusto di Portoviro, dove questa mattina avremo modo di vedere i risultati di un progetto che abbiamo iniziato quest'anno, un progetto che si intitola Teatro d'Arte aperto a tutti, che è stato promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo, che già per la seconda volta consecutiva, 2 anni di seguito, ci sostiene grazie ad un contributo. L'anno scorso abbiamo realizzato il bellissimo murales che c'è qui sulla parete del laboratorio di meccanica, e quest'anno invece il contributo della Fondazione è servito per realizzare un laboratorio d'arte che ha proseguito durante tutto l'anno per arrivare oggi al risultato che vedremo. Di questo laboratorio hanno fatto parte tanti dei nostri studenti di diverse classi, non una classe sola, quindi è stato anche un modo per loro di poter incontrare i compagni, di potersi contaminare con i compagni, cosa che fino a un po' di tempo fa ci sembrava impossibile che potesse riaccadere, visto che facevamo la ricreazione chiusi in settori. Invece per fortuna abbiamo cominciato a poterci riaprire agli altri, e questo è sicuramente uno degli obiettivi che si poneva anche questo progetto, quello di poterci conoscere sempre più nel profondo e di poter vedere insieme ai nostri compagni che cosa di bello possiamo realizzare. I ragazzi hanno sperimentato diversi tipi di arte per arrivare poi a definire quella che secondo loro era la migliore, e quindi hanno capito che dentro di loro ci sono doti e qualità di musicisti, cantanti, ballerini. Oggi vedremo un po' tutte queste cose. So che i ragazzi sono molto emozionati, quindi gli dobbiamo fare anche un grosso in bocca al lupo. Dobbiamo ringraziare le 2 insegnanti che si sono occupate durante l'anno di portare avanti questo laboratorio, con anche alcune difficoltà dovute ovviamente al caso, però il risultato è un risultato meraviglioso, io lo so già, ed è un risultato che prende avvio dalla parte iniziale di come si organizza uno spettacolo teatrale, al fatto di fare la comunicazione di quello spettacolo, al fatto di diventare i sound designer dello spettacolo, le luci, il suono, tutto. Hanno curato tutto i ragazzi. Quindi ringraziamo Francesca Zambonin e Irene Astolfi, che sono le 2 insegnanti che se ne sono occupate. Gli altri vostri insegnanti, ragazzi, che hanno permesso di poter partecipare al laboratorio, e il presidente della Fondazione Banca del Monte, Lazzarini, che questa mattina è venuto a salutarci, è qui con noi perché ovviamente ci tiene ad esserci a fianco, visto che ha approvato il nostro progetto insieme al loro consiglio, e il consigliere Marino Tessarito ormai è uno dei nostri più affezionati del comune di Portoviro, che viene sempre a trovarci quando ci sono le nostre attività, e tutte le vostre famiglie.